Per noi è stato importante lavorare bene con una squadra coesa, disponibile a capire le reali esigenze del territorio e dare soluzioni. E questo è un modo di approcciarci alle cose per noi importante e su questa filosofia di comportamento noi continueremo. L'altro aspetto importantissimo sono che sono importanti i fatti, i cantieri, le opere, la coesione della nostra comunità, cercare di dare risoluzione ai problemi, quindi i fatti più delle parole. Prossimi step programmatici quali saranno? Allora, noi intendiamo sicuramente puntare sulla disponibilità e il confronto costante con il cittadino, vogliamo sicuramente pensare di continuare col programma delle opere pubbliche. Ovviamente su questa base progettuale vogliamo costruirla col cittadino. Noi abbiamo fatto i tavoli, abbiamo fatto una consultazione tra noi, abbiamo coinvolto circa 200 persone e abbiamo creato una base programmatica sulla quale ci siamo interrogati. Adesso però su questa base programmatica faremo sindaco per un giorno, cioè tu cittadino di Cavallino Treporti, qual è la cosa che ritieni più importante o le cose più importanti da fare sul nostro territorio? Quindi partirà l'iniziativa di Sindaco per un giorno, partirà il confronto, il dialogo con le categorie, partiranno tutta una serie di iniziative che di conseguenza noi vogliamo portare avanti per poi il programma completo verrà presentato insieme con la squadra, una parte a Cavallino e una parte a Cassavio verso fine febbraio, metà marzo. La squadra del mandato che sta scadendo ha confermato la disponibilità anche per il mandato prossimo? Allora, noi siamo felici di continuare il nostro lavoro, ovviamente la squadra è quasi pronta, la presenteremo verso fine febbraio.